Noi siamo la Liga Veneta e vogliamo tornare ad essere quello che ci spetta. Comunicare non è mai stata la sua priorità, spiega Franco Manzato. Preferisce raccontarsi come uomo del fare, ma questa volta la conferenza stampa al K3 di Villorba, a 24 ore da quella di Roberto Marcato, è tutta per lui. Un monologo di 35 minuti davanti alla stampa. Siamo sotto l'occhio del ciclone, dice, serve capacità di rappresentare finalmente il nostro territorio. La nostra idea è quella di costruire all'interno della Liga Veneta i vari comitati di lavoro perché si possa proporre al federale, a Salvini, delle proposte che provengono dalla Liga Veneta, che abbiano un riscontro nel territorio. Non solo una rivendicazione di spazi e rappresentanza, ma anche di identità. Non si sbottona sul discorso che pronuncerà sabato davanti ai delegati per convincerli a sceglierlo ad Alberto Stefani, del quale dice: ho il massimo rispetto, starebbe bene accanto a me. Mette però sul piatto in dote 20 anni di politica, dagli albori nel 93 in Consiglio d'Oderzo accanto a Beppi Covre fino alla scuola politica da lui fondata. La Regione come capogruppo prima e assessore poi, il Parlamento. 3 proposte di legge approvate delle quali rivendica la paternità. Tanti anni di gestione del partito, nella ricostruzione del partito anche nei momenti difficili, nella costruzione anche di classe dirigente, molti di quelli che oggi rivestono cariche anche importanti li ho fatti crescere io in maniera molto forte. Nessun commento sulla rinuncia del collega Marcato, che descrive come uomo dalle grandi potenzialità. L'obiettivo resta per Manzato colmare il divario di consensi che divide i territori, una stoccata, seppur indiretta, a chi ha gestito il partito in anni di commissariamento. Io credo che la Liga Veneta sicuramente nei prossimi 3 anni si concentrerà sulle altre province, le province centrali e nord-sud, perché hanno la grande potenzialità e professionalità per poter essere a livello di provincia di Treviso tranquillamente. L'identità per noi è importante, se tu annacqui l'identità il cittadino non riesce a capire perché deve votare te o qualcun altro. Io credo che la grande tradizione della Liga Veneta si deve rimodernare, ma deve essere molto riconoscibile. Se fosse per me, conclude, avrei aperto il congresso di sabato al voto dei militanti ed anche alla stampa. Insomma, un congresso a porte aperte.